Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Sicilia in fiamme, 380 gli incendi spenti nelle ultime ore, 3.000 gli interventi effettuati in una settimana. È il bilancio del comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo. Il presidente Schifani attacca, dietro c'è la mano criminale. Il Tribunale dei minori di Palermo allontana un ragazzino dal padre mafioso in applicazione del protocollo Liberi di scegliere. Barcellona Pozzo di Gotto, svolta nel delitto della badante russa. Arrestato il DJ vicino di casa della vittima. Secondo l'accusa avrebbe spinto la donna, che è caduta in un torrente, negandole il soccorso. Femminicidio di Sara Campanella. La procura ha depositato nuovi atti d'accusa in vista del processo a settembre. I progetti del delitto trovati sul cellulare di Stefano Argentino. Intanto la giovane avrebbe registrato gli ultimi istanti della sua vita. Catania, arrestato un ristoratore senegalese, potenziava la marijuana con pericolosi agenti chimici, sequestrati 8 kg di droga. Primo caso di West Nile in Sicilia. Nel catanese un cavallo è stato trovato positivo al virus trasmesso dalle zanzare comuni. L'azienda sanitaria Etnea, Sicilia ad alto rischio. Musica, Voglio vederti danzare Tour 2025, l'omaggio a Franco Battiato per raccontare la carriera dell'artista siciliano scomparso 4 anni fa. Concerto a Selinunte il 29 luglio. Calcio, il Palermo presenta alla stampa Antonio Palumbo. In Serie C, trasferta a Crotone per il Catania, domenica 17 agosto nel primo turno di Coppa Italia. Vicino all'accordo il difensore Martic. Ancora ben trovati in apertura, la Sicilia che brucia, 380 gli incendi spenti nelle ultime ore, 3.000 invece gli interventi effettuati soltanto in una settimana, dal 21 luglio ad oggi. È il bilancio del comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo. Schifani parla di mano criminale. Laura Spanò. Dopo 48 ore di duro lavoro possono dirsi tutti spenti i 380 roghi scoppiati in Sicilia nelle ultime ore, complice la giornata torrida e la mano dell'uomo. In molti terreni attraversati dalle fiamme si continua a lavorare per la bonifica, mentre le procure competenti indagano per individuare eventuali responsabili. Quello che rimane è devastazione e rabbia. Il governatore Renato Schifani ha voluto ringraziare l'intero sistema antincendio, forestali, vigili del fuoco, protezione civile, piloti dei mezzi aerei, forze dell'ordine, che insieme hanno limitato i pericoli per la popolazione. Anche Schifani ha parlato di mano criminale e di piromani senza scrupoli. L'assessore al territorio Giusy Savarino ha fatto appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente al numero di emergenza 1515 ogni principio di incendio. Di attacco vero e organizzato al nostro territorio parlano in una nota congiunta CGIL, CISL, UIL, FAI, FLAI e UILA Trapani. La CNA Sicilia chiede il potenziamento delle squadre antincendio e un piano di sorveglianza integrato con tecnologie avanzate per individuare i focolai in tempo reale, sanzioni severe per chi appicca il fuoco e bonifiche immediate delle aree colpite, sostegno economico per le imprese danneggiate. Lega Ambiente denuncia la devastazione delle riserve naturali dell'isola, la sughereta di Niscemi, di Capodarsolo, Zingaro, Montecofono, Cava Grande del Cassibile e tante altre, un patrimonio inestimabile di biodiversità e la speranza per un futuro basato sulla bellezza. E come sentivamo nel servizio c'è anche Niscemi tra le località colpite da un grave incendio. Il comune adesso chiede lo stato di calamità dopo l'impressionante rogo che ha mandato in fumo oltre 3.600 ettari di bosco, cancellando di fatto la secolare sughereta. Gerry Italia. La sughereta per buona parte non esiste più. Lo dice con il volto segnato dalla stanchezza il sindaco di Niscemi dopo le 48 ore d'inferno che hanno cancellato la riserva naturale. Oltre 3.600 ettari ridotti in cenere, un fronte di fuoco lungo 5 chilometri, 2 giorni di inferno che hanno devastato alberi secolari, fauna e biodiversità. L'incendio, che sembrava sotto controllo dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei Canadair, è riesploso nel pomeriggio in più punti. Un dettaglio che alimenta i sospetti: dietro al disastro sembra ormai certa la mano dell'uomo.
Ieri intanto è stato necessario evacuare diverse famiglie, le fiamme hanno lambito le abitazioni all'interno della riserva, i danni restano incalcolabili, il terreno è bruciato, gli alberi anneriti, la natura spazzata via. Il comune adesso chiederà lo stato di calamità. Chiederemo la dichiarazione di stato di calamità, la possibilità di ottenere per la riserva ma anche per le proprietà private. Ho visto colture andare in fumo. Gli oliveti, io ho visto un paio di oliveti veramente distrutti. Una ferita profonda tra le più gravi degli ultimi anni, ma il sindaco promette Niscemi ripartirà. Intanto si indaga, forze dell'ordine tecnici e la forestale sono al lavoro per cercare prove di inneschi e fermare chi ha distrutto un patrimonio che apparteneva a tutti, ma la ricostruzione sarà lunga. La sughereta non era solo un patrimonio ambientale, ma anche simbolo identitario di un'intera comunità. Il Tribunale dei minori di Palermo ha deciso di allontanare il figlio di un boss condannato a 20 anni. La procuratrice Caramanna ha chiesto la revoca della responsabilità genitoriale per il mafioso in applicazione del protocollo Liberi di scegliere. Giusy Lazzar. I mafiosi non possono essere buoni padri e vanno allontanati dai figli. È la linea adottata dal Tribunale per i minorenni di Palermo guidato da Claudia Caramanna, che ha dichiarato decaduta la responsabilità genitoriale di un boss arrestato dalla direzione distrettuale antimafia e condannato a 20 anni di reclusione. I figli resteranno con la madre. I servizi sociali hanno assicurato le capacità genitoriali della donna, che è riuscita ad assicurare ai minori un percorso scolastico e un buon modello educativo. La decisione segna un cambio di passo decisivo che colpisce al cuore l'universo mafioso, dove la regola del padre padrone è ancora presente nelle famiglie. Secondo il Tribunale dei minori, l'uomo era a capo di un giro di stupefacenti nel mandamento di Porta Nuova e avrebbe trasmesso ai figli modelli educativi violenti e di prevaricazione della mafia. Da qui la richiesta della procuratrice per i minorenni Caramanna, che ha ricevuto minacce per il suo impegno in favore dei figli dei mafiosi, ma che si è sempre impegnata ad andare avanti nel suo lavoro. In altri procedimenti, la stessa procuratrice Caramanna aveva chiesto la decadenza della responsabilità per entrambi i genitori, che erano coinvolti in uno spaccio di stupefacenti nel quartiere dello Sperone. Un percorso nuovo a Palermo sulla scia di quanto fatto prima in Calabria dal giudice Roberto Di Bella, oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, col protocollo Liberi di scegliere. E poi accadono anche cose strane, cioè il Tribunale di Palermo ha affidato l'hotel Garibaldi in piazza Politeama, confiscato alla mafia nel 2021, alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca. La notizia pubblicata da fanpage.it è stata confermata dall'Agenzia per i beni confiscati. Giovanni Brusca, ricordiamo, capomafia di San Giuseppe Jato, è l'uomo che ha premuto il telecomando nella strage di Capaci e che ha fatto sequestrare e uccidere il piccolo Giuseppe di Matteo. Brusca, pentito, è già fuori dal carcere. Andiamo a Barcellona, Pozzo di Gotto, c'è una svolta nel delitto della badante. È stato arrestato il DJ, già indagato, secondo l'accusa avrebbe spinto la donna che è caduta in un torrente e non ha voluto soccorrerla, provocandone così la morte. Orazio Longo. Avrebbe avuto un contatto con la donna che potrebbe quindi essere caduta senza essere soccorsa, morendo poco dopo. La polizia di Messina ha arrestato per omicidio Michelangelo Cori, che è il DJ sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto, già indagato per l'omicidio della badante russa Raisa Kiseleva, di 75 anni, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutto da ricostruire il movente. Lo stesso Corica, che si dichiara innocente, avrebbe dato due versioni discordanti dell'accaduto. In una prima circostanza avrebbe sostenuto di non avere visto da tempo la donna, in una seconda occasione avrebbe ammesso invece di aver avuto un diverbio con lei per questioni di gelosia, quando la donna avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe accidentalmente caduta. Secondo gli inquirenti, il sessantenne il 7 luglio avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna, che in quel momento era seduta su un muretto, si sarebbe rifiutata e l'uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell'alveo del torrente e di conseguenza la morte. L'indagato non avrebbe poi tentato di aiutare la badante, che potrebbe non essere morta sul colpo. Il cadavere è stato trovato giorni dopo. Indagini sono in corso anche sui dispositivi telefonici.
Adesso il femminicidio di Sara Campanella. La procura ha depositato nuovi atti d'accusa in vista del processo a settembre. I progetti del delitto sono stati trovati sul cellulare di Stefano Argentino. Intanto si scopre che la giovane avrebbe registrato gli ultimi istanti della sua vita. Francesco Triolo. Per gli investigatori rappresentano la conferma di come Stefano Argentino abbia premeditato l'uccisione di Sara Campanella, studiando tutti i particolari. Sono le prove raccolte sui cellulari dei due giovani, su quello di Stefano Argentino, ma anche di Sara. Sul telefonino del ragazzo i carabinieri hanno trovato una foto della studentessa scarabocchiata con rabbia repressa e una frase che manifestava il proposito di uccidere. Ma è dalla cronologia web che si è intuito come avesse addirittura studiato parecchi mesi prima come colpirla, in quale parte del corpo. Dalle tracce informatiche si è scoperto che Argentino ha acquistato su Amazon un coltello compatibile con le ferite sul corpo di Sara. La scatola è stata trovata, il coltello no. Sul cellulare poi c'erano anche le immagini che mostravano la struttura della gola. Particolari che emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della ragazza di Misil Mary avvenuta il 31 marzo scorso a Messina. Ma l'indagine, coordinata dal procuratore Capo Antonio D'Amato e dalla sostituta Alice Parialò, che hanno depositato gli atti suppletivi, porta alla luce anche una registrazione che la giovane in quegli attimi terribili era riuscita a far partire, una registrazione che ha raccolto tutte le fasi dell'aggressione mortale e che ora rappresenta una prova per il processo che partirà il 10 settembre davanti alla Corte d'Assise. Aggressione ai danni di un medico e un'infermiera dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Un uomo ha avuto un alterco con i sanitari e poi ha lanciato il borsello contro la donna colpendola alla nuca. L'aggressore è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. A Catania un ristoratore senegalese è stato arrestato nel quartiere di San Berillo per detenzione di droga. Potenziava la marijuana con pericolosi agenti chimici gravemente nocivi per la salute. Sequestrati circa 8 kg di stupefacente. Tonino De Mano. Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per potenziare la marijuana, modificandola con agenti chimici e rendendola gravemente nociva per la salute. Un senegalese di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania in un'operazione antidroga effettuata a San Berillo. Il blitz è scattato in seguito al controllo di 2 uomini stranieri che si aggiravano nei pressi di un ristorante. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. La successiva perlustrazione del locale ha permesso di trovare 1 chilo di marijuana occultata nel magazzino del ristorante, mentre in una stanzetta sono stati trovati alcuni prodotti chimici contenuti in un secchio. È a quel punto che la polizia ha identificato il titolare dell'attività commerciale, trovato poi in possesso di 17.000 euro in contanti, soldi provento dell'attività illecita, visto che in un altro locale sono stati trovati 11 sacchetti contenenti quasi 8 kg di marijuana. Oltre alla droga, l'uomo nascondeva altri 161.000 euro per un totale di 178.000 euro. La sostanza stupefacente è stata sottoposta ad esami di laboratorio che hanno confermato la presenza di un pericoloso cannabinoide sintetico. I cannabinoidi sintetici sono delle sostanze che mimano l'effetto del delta 9 THC, ma risultano essere 100 volte più potenti. Sono molto pericolose perché sia per il metodo di produzione, durante l'impregnamento di questa sostanza possono verificarsi dei cluster di concentrazioni elevate che possono causare vomito, perdita di coscienza, shock anafilattico, in alcuni casi anche la morte. 2 agenti della Polizia Municipale di Acireale nel Catanese in servizio nella zona del mercato sono stati aggrediti da un posteggiatore abusivo. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo è fuggito tentando anche di rubare l'auto di servizio, poi è salito su un tetto e su una delle torri dello stadio Aci e Galatea da dove è poi sceso soltanto dopo alcune ore. Il posteggiatore già denunciato pochi giorni fa è stato arrestato. Un 61enne è morto mentre lavorava nel proprio appezzamento di terreno in contrada Finaiti a Floridia nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato ad arare il terreno con una motozappa quando avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo. I carabinieri, avvisati da un parente, hanno trovato il corpo senza vita.
E adesso parliamo della West Nile. Il virus propagato dalle zanzare è stato individuato in un cavallo di un allevamento del Catanese. La Sicilia è ad alto rischio. Sentiamo perché. Orazio Longo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha confermato la positività al West Nile virus di un cavallo presso un allevamento equino del Catanese. L'ASP di Catania ha inviato ai comuni le indicazioni operative necessarie per rafforzare la sorveglianza e attuare le misure di contenimento. In primis contro le zanzare, che rimangono l'unico vettore responsabile della trasmissione della malattia anche all'uomo. Il virus rispetto agli anni passati sta circolando molto di più, perché è legato al discorso anche dei cambiamenti climatici. Si precisa inoltre che non vi è alcun rischio per la sicurezza alimentare legato al consumo di prodotti di origine animale. Resta fondamentale il ruolo attivo della cittadinanza nella prevenzione e anche semplici accorgimenti individuali. L'utilizzo appunto di repellenti e quello di non favorire alcuni comportamenti, quale ad esempio potrebbe essere il ristagno di acqua anche nelle fioriere. Noi rientriamo tra i territori ad alto rischio perché negli anni passati abbiamo avuto la circolazione virale della West Nile per le condizioni climatiche. Spiegano gli esperti che sebbene cavalli e uomini possano contrarre l'infezione da West Nile virus, non sono in grado di trasmetterla ad altri. Non deve temere né chi ha cani, gatti, uccellini, ma neanche chi detiene un cavallo. E adesso cambiamo argomento. Tra le mete più ricercate dai turisti c'è Noto, capitale del barocco. Tra arte e design diventa adesso anche la capitale di stile e di investimenti, avviando un vero rinascimento mediterraneo. È andata per noi. Vederti danzare Tour 2025, l'omaggio a Franco Battiato per raccontare la carriera dell'artista siciliano scomparso 4 anni fa. Concerto a Selinunte al Parco Archeologico il 29 luglio. Vediamo. Un viaggio musicale attraverso le diverse stagioni creative, dall'era del cinghiale bianco a prospettiva Nieschi, sperimentazione, poesia, misticismo e pop colto in un linguaggio sempre attuale. Voglio vederti danzare è il tributo a Franco Battiato a 4 anni di distanza da quel 18 maggio del 2021 che ci privava per sempre del maestro di Ionia. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Tappa a Selinunte il 29 luglio al Parco Archeologico per il tour che ha già girato l'Italia riscuotendo successo. Sul palco una band, gli archi dell'ensemble Etna Contemporanea, sotto la direzione del maestro Giovanni Cernicchiaro, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni e l'intervento delle danzatrici sufi Silvia Laila e Grazia Cernuto, con un movimento circolare a evocare atmosfere mistiche, sempre vicine alla filosofia di Battiato. E gira tutto intorno alla stanza, si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Il Palermo presenta Palumbo e poi in Serie C ci si prepara alla Coppa Italia. A tra poco. Bentrovati, adesso il calcio, prime parole da Rosanero per Antonio Palumbo, neo centrocampista del Palermo. Non potevo dire di no a questa società, ha detto il calciatore presentato oggi alla stampa. Marco Gulla. Ultimi giorni di ritiro per il Palermo, che in quel di Châtillon prosegue la preparazione. Oggi altre fatiche per la truppa di Inzaghi e prime parole da Rosanero per Antonio Palumbo. Il centrocampista ha spiegato che nonostante i tempi dell'accordo non ha mai avuto dubbi sulla scelta del Palermo, definendo quella del club di Viale del Fante una decisione presa senza esitazioni. Trattativa lunga perché c'era da sistemare un po' di cose, ho scritto finalmente perché non vedevo l'ora di arrivare in una società così importante. A volere Palumbo al Palermo direttamente il tecnico Pippo Inzaghi, che ha espressamente richiesto il centrocampista al direttore sportivo Osti. Sicuramente mi responsabilizza tanto, ma
prescindere dal mister, credo che una piazza del genere è impossibile da rifiutare. Per Bani al Palermo è questione di ore. Il difensore la prossima settimana sarà ufficialmente rosanero. Intanto il club di Viale del Fante ha detto no alla Cremonese per il prestito di Deplanche. Si va verso la conferma anche di Corona, entrato nelle grazie di Inzaghi. Trasferta a Crotone per il Catania domenica 17 agosto nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Vicino all'accordo il difensore Martic. Migliorano le condizioni dei due tifosi rossazzurri coinvolti nell'incidente stradale in Campania. Sergio Colosi. Sarà Crotone-Catania in programma a Lezio Scida domenica 17 agosto alle ore 21 la partita del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La sfida a campi invertiti ripete l'appuntamento inaugurale della scorsa edizione in cui i rossazzurri si imposero ai calci di rigore. Prevista gara unica in caso di parità tiri dagli 11 metri. La vincente sfiderà nel secondo turno a fine ottobre sempre in casa chi la spunterà tra Foggia e Siracusa, avversaria in Puglia sabato 16 agosto. In via di definizione l'arrivo del difensore austriaco trentenne Manuel Martic, che siglerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Forte fisicamente ed duttile, può essere impiegato anche a centrocampo, ha giocato gli ultimi 2 anni tra Legnago e Lecco, ma con una buona esperienza internazionale anche in Champions, dove ha segnato un gol con l'Helsinki nei preliminari del 2022. Dopo il rinvio dell'amichevole e della presentazione della squadra, doppia seduta d'allenamento a Norcia. Buone notizie per i due tifosi del Catania rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale vicino Salerno. L'ultra ricoverato al Caldarelli di Napoli è uscito dal coma ed è cosciente, pur rimanendo riservata la prognosi, mentre l'altro tifoso è in netto miglioramento e nei prossimi giorni sarà dimesso dall'ospedale di Vallo della Lucania. Il Trapani in Coppa Italia esordirà domenica 17 agosto alle ore 18 a Picerno. In caso di passaggio del turno incontro in Campania con la vincente di Salernitana Sorrento. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere, saltano le restrizioni sui liquidi da portare in volo, ma non ancora all'aeroporto di Catania, dove fa sapere la SAC mancano i macchinari certificati per il controllo dei bagagli a mano. La SAC invita quindi i passeggeri a continuare a separare liquidi, aerosol e gel in contenitori non superiori a 100 ml. Con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon sabato sera.